Mi trovo nello studio del maestro Pinautieri e dedico a voi tutti amanti della canzone napoletana "O bene mia". Potremmo chiagnare a spallami mentre racconto tutte le pene sue e non si accorge che va gelosia mentre si chiagni trempa come che o saggia sbagliata con la piami. O bene mia ce l'ha passata, o bene mia non si poteva dire una parola, cercava prima tutte le carriere per parlare per la vita da Signore. Quando guardava mentre cresceva invece alla di giù, io me la carezzavo con pensiero e più la guardava e più la voleva bene. Ma che io pensavo chi te lo credeva capo una donna sto giorno s'arrubava che prego che si lacrima sta caso penata non per me carri 10 anni che sta vita mia per tornare di nanno insieme a te o saggia sbagliata con la piamina o bene mia ce l'ha passata. Quando guardava mentre cresceva invece alla di giù, io me la carezzavo con pensiero e più la guardava e più la voleva bene. Ma che io pensavo chi te lo credeva capo una donna sto giorno s'arrubava sto giorno s'arrubava sto giorno s'arrubava. La 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 la. Grazie maestro, è stato un piacere. La figura. Un piacere stare in questo studio così attrezzato, così Il sensibile. piacere è mio perché quando le persone sanno veramente cantare bene, allora la porta è sempre aperta. Io ti ringrazio, non è... Se
Tony, fammi dire una cosa, sennò proprio mi dimentico e imparare questa cosa la ci messa 3 euro là fuori. Cioè, voglio dire questo, che finché si fanno le cose serie, perché Napoli noi siamo diciamo i discepoli delle persone che abbiamo conosciuto come Astarita, Sergio Bruni, Mauro Caputo e via dicendo. Però, Allora, scusa un momento, ma non dimentichiamo gli artefici della canzone napoletana. Papacci, Pascaliello, Elvira Donnarumma. Noi, quella è la scuola. No, quelle sono la nostra scuola. Sì, però, trasmesse da Starita, Bruni. Bravo. Io voglio dire questo, che finché si fanno le cose serie è sempre bello e benvenuto nella mia casa. Quando si parla di pazzia non si registra niente. Giusto? Perché le cose devono rimanere. È giustissimo, però c'è un particolare molto importante. Amare una cosa è indescrivibile, è troppo bello. Noi amiamo la canzone napoletana e l'amiamo e cerchiamo di divulgarla il più possibile, per non far morire questa nostra cultura. È normale. Il teatro, la canzone e tante Bisogna cose. saper difenderla. Noi siamo quei pochi rimasti che cerchiamo di portare avanti la canzone napoletana, la nostra cultura. Come ci sono tanti altri artisti bravi. Bellissimo, non noi in genere. In genere, sì, in generale. Un bacio a tutti, Pino Audio e Andrea Sopra. Grazie Ma che ho pensato